Taglio del nastro stamani della manifestazione Emporio Sicilia Arte e Natura, il primo dei due appuntamenti prefissati oggi al Piazzale Caos alla presenza del sindaco della città, dottor Francesco Miccichè. L'iniziativa è una vetrina atta a valorizzare e promuovere i prodotti agricoli, creativi, identitari della Sicilia. Considerando il momento di crisi, la partecipazione è stata gratuita da parte degli espositori per riprendere l'attività dopo il fermo dovuto alla pandemia. L'iniziativa è voluta dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale Agricoltura. Il secondo appuntamento, 28-29 maggio, in Piazzale Moro ad Agrigento. Oggi è un giorno importante anche per Agrigento, è un evento che racchiude tante iniziative fondamentali per la nostra economia, i nostri prodotti biologici, la nostra cultura enogastronomica. Vi ricordo che questo è uno dei tasselli fondamentali affinché possa crescere la nostra cultura, perché queste sono le nostre tradizioni. Agrigento è una città d'arte, di cultura, di storia, di archeologia, e quindi anche questo è una fetta fondamentale affinché Agrigento venga conosciuta il resto della Sicilia e d'Italia. Oggi abbiamo questa mostra sui prodotti biologici, quindi ognuno di loro esporrà quello che producono. È fondamentale che un prodotto biologico arrivi nelle nostre tavole e naturalmente anche il messaggio che passa è che finalmente l'economia va riprendendo, siamo in una fase post-pandemica, anche se mi vedete con la mascherina, ma da buon medico io ancora non riesco a levarmela. Quindi buon inizio dei lavori e un in bocca al lupo a tutti coloro che sono presenti e che hanno in effetti voluto fortemente questa iniziativa. Ecco, ricordiamo giorno 27 e 28 per la prima volta Porta di Ponte sarà protagonista di un evento uguale. È importante perché ad Agrigento Centro non si era mai fatto un evento del genere. Sì, anche quello sarà importante perché oltre ad essere qui in Piazzale Caos, che è un posto anche simbolico, vi ricordo che c'è la casa del nostro Pirandello, anche quindi questo evento verrà spostato in centro città e anche questo sarà un segno importante per queste iniziative. E così abbiamo voluto, anche perché l'assessorato regionale all'artigianato e all'agricoltura e alle risorse agricole ha voluto, e anche il Comune, sostenere questa iniziativa, perché dopo 2 anni di chiusura i signori che lavorano nel campo della coltura e poi della cultura, perché la cultura è collegata alla coltura e alla diciamo, agricola, che è tipica nostra e artigianato, diciamo, hanno voluto che ci fosse una ripresa, un rilancio, che però ancora manca perché purtroppo la nostra economia è ancora in dissesto di questo tipo. E noi stiamo contribuendo insieme al Comune, insieme ad altri e tanti che hanno aderito a questo rilancio con queste 2 fiere, 2 mostre di 2 giorni ciascuna, in cui l'ingresso tra l'altro è gratuito non solo per i visitatori ma anche per gli espositori, proprio a modo di rilancio della situazione economica, e noi siamo sicuri di riuscirci. Ringraziamo l'amministrazione, il sindaco qui presente per essere intervenuto, per sostenere. Vi parlo solo delle transenne. Noi avevamo le transenne, quelle di plastica, che sono bellissime, mai violate da nessuno, però queste qua che ci ha fornito il Comune dimostrano la grande serietà di questa amministrazione nel volere sostenere le iniziative del Parco Letterario, perché volevo dire, come in altre interviste, che il Parco Letterario nel suo atto istitutivo c'ha proprio questo, la produzione, di lanciare sempre i prodotti che noi chiamiamo tipici locali, ma noi li chiamiamo autentici locali, perché sono collegati al bio e quindi l'autenticità è diversa dal tipico. Il tipico è una cosa e l'autentico è un'altra, ed è sicuramente a un livello diverso e migliore. Cosa stiamo facendo? Cos'è che ci preparerà? Cosa potrà dare a chi viene oggi a degustare qui gentilmente? Oggi faremo delle pizze, del pane con i grani antichi siciliani, usiamo tumini e perciasacchi, prepareremo l'imbalato di Campobello fatta con cicoria e broccoletti, delle schiacciate con olio, pecorino e olive, prepareremo delle pizze con mazzarelli, crema di patate, pane attorrato e colatura di ricci, delle focacce con cipolla, acciughe, delle seppe del pecorino,
Poi ci sono dei crostini di pane con muste, che è una salsa dei cucungi, pomodorino, metteremo delle cipolla pagline di Castro Filippo. Insomma, un invito a venire a degustare questi odori, sapori e profumi che magari da tempo non riusciamo a farlo per via della pandemia. Sì, certo, si è fermato un po' tutto per un paio d'anni, adesso cerchiamo di riprendere. Anche l'arte oggi qui a Piazzale Caos, in questa manifestazione. Sì, si dice l'arte metti da parte, ma io poi a un certo punto l'ho tirata fuori. Appena sono andato in pensione l'ho tirata tutta fuori. Ecco, come va oggi questa iniziativa che vede appunto tutto insieme, agricoltura, artigianato, insomma si ritorna, diciamo... E tutto si sposa, perché poi alla fine gira intorno a un affetto antropico che è l'uomo, quindi voglio dire tutto quello che produce l'uomo e con questo effetto, diciamo, ridondante, specialmente se si sposa poi con il territorio, è un'ottima cosa, diciamo, fare queste iniziative. Lei cosa espone attualmente? Io i miei dipinti sono dei quadri emozionali in cui sono vari stili, varie cose, in cui per ora sono in una fase di ricerca. Quanto prima poi farò una mostra vera e propria delle mie cose. Per ora ho il mio atelier in via Garibaldi al numero 17. Daniele Lardi, anche lei ha questa iniziativa organizzata qui a Piazzale Caos con un intervento artistico. Sì, io mi occuperò della parte artistica leggendo 2 poesie, delle letture, ma la cosa più importante è oggi questo ritrovarsi e questo valorizzare al massimo quello che è il nostro artigianato e tutto quello che riguarda la nostra terra, e le mie poesie ovviamente avranno il compito di mettere in risalto proprio questo, l'amore per la mia terra e per la mia città.